E rimaniamo nel Sulcis per un'altra avvertenza ad alta tensione, animi più sereni fra i lavoratori della Carbosulcis dopo le notizie arrivate ieri da Roma. Lunedì dovrebbe cessare l'occupazione della miniera il nostro inviato. Ora si vede la luce in fondo al pozzo. I minatori di Nuragi Vicus continuano l'occupazione, ma lunedì l'assemblea di tutti i lavoratori dovrebbe decretare la fine della protesta. Se non ci saranno colpi di scena, posso affermare che l'occupazione potrebbe finire lunedì. Abbiamo la possibilità di avere un futuro per noi e per i giovani che disoccupati dalla zona. Ieri a tarda notte il presidente della regione, Ugo Cappellacci, ha ufficializzato ai minatori le notizie sull'esito del vertice romano. La Carbosulcis non chiuderà a fine anno e il progetto di rilancio verrà corretto, non abbandonato. C'è un cambio di rotta, c'è una condivisione di un percorso, in particolare una condivisione della sostanza, ovvero sia quel polo tecnologicamente avanzato sul carbone pulito sa da fare. E siamo all'ingresso del pozzo, qui a meno 373 metri si trovano ancora una quindicina di minatori, sono l'ultimo avamposto. Nel giro di qualche giorno anche loro torneranno in superficie.